Buongiorno, buongiorno di nuovo in diretta con Focus TG. Sono le 12 in punto e vi diamo conto di tutto quello che sta accadendo nel Veneto e di quello che avviene anche fuori dal Veneto e che ha sempre ripercussioni, ha sempre degli effetti sul nostro territorio, sulla nostra comunità. Sta tenendo banco ovviamente su tutte le reti, su tutti i giornali, l'arresto di Matteo Messina Denaro, il padrino e il boss dei boss, che è stato catturato in una clinica a Palermo dopo 30 anni di indagini. Era un normale paziente, vedremo poi anche, sentiremo poi dei malati che dicevano, che hanno detto, ma insomma veniva qui, era un signore molto gentile, molto cortese, ha persino dato il suo numero di telefono a delle mie amiche, diceva una delle pazienti che è stata intervistata. Ovviamente ne parliamo perché c'è un retroscena anche veneto. Sarebbe stato qui Matteo Messina Denaro nel suo peregrinare, probabilmente per non far mai trovare le proprie tracce. Vediamo il titolo del Gazzettino, la prima pagina del Gazzettino, eccolo qua. Matteo Messina Denaro, il mafioso più ricercato, e quell'edificio giallo in provincia di Treviso. A Campo di Pietra di Salgareda un pentito avrebbe raccontato che in un edificio giallo, praticamente in una cantina, Matteo Messina Denaro avrebbe trovato riparo per alcuni mesi durante la sua lunga fuga dagli inquirenti che gli davano la caccia. Vediamo proprio, partiamo dall'arresto di Matteo Messina Denaro e dalle polemiche che riguardano su tutti i social. Se guardate, seguite i social, vedrete che c'è un dibattito furibondo sulla trattativa, sulla presunta trattativa mafia-Stato. Vediamo. L'arresto del boss di Castelvetrano, considerato la primula rossa della mafia, ha portato indietro la memoria al novembre del 2019, quando nella Marca e poi in tutta Italia si diffuse la notizia che in una cantina in località Campo di Pietra, frazione di Salgareda, si sarebbe rifugiato per qualche giorno uno degli ultimi grandi capi della criminalità organizzata siciliana, che da oltre 30 anni era iscritto nel registro del Viminale tra i più ricercati d'Italia. Il boss avrebbe usato come nascondiglio la casa del palermitano Vincenzo Centineo, coinvolto nell'ambito dell'inchiesta sui casalesi di Eraclea, e la notizia del suo passaggio in Veneto si era sparsa rapidamente. Era uscita da un informatore, adesso non so come funzioni, che diceva che aveva soggiornato in una cantina gialla, se non ricordo male le parole vecchie, insomma, in una cantina gialla qui a Sagrera. Ora, cantine gialle ce ne sono tante, ma io conosco anche tutti. Io non penso, insomma, allora se non ricordo male, gli scambi che avevamo avuto con le forze dell'ordine e con la prefettura dicevano che la notizia non era attendibile, però io questo non lo so. Le rivelazioni furono allora quelle di Emanuele Merenda, ex esattore della mafia e membro di un'organizzazione criminale in Veneto, smantellata poi dall'inchiesta sull'infiltrazione della camorra casalese sul litorale. A Salgareda il sindaco Favaretto ricorda l'impegno collettivo contro l'illegalità e mostra con orgoglio un segno della vicinanza a chi, lottando contro la mafia, ha perduto la vita. Abbiamo pensato a questo murales anche per il significato che ha nel nostro territorio, dalle notizie che si sentono, queste eventuali infiltrazioni. E anche il luogo è stato scelto apposta vicino alle scuole, vicino ai plessi sportivi, in modo da dare un grosso impulso verso i giovani, verso i ragazzi. L'arresto di Matteo Messina Denaro non è solo un forte segnale di legalità, ma anche di speranza per il futuro del paese. È il commento del presidente della regione Luca Zaia a seguito del blitz che ha messo fine alla latitanza del pluriricercato. Servizio di Fabio Mason, come vi dicevo, ovviamente i soliti veleni che sono attorno a queste vicende che tutte le volte scoppiano polemiche, in questo caso su una presunta trattativa tra Stato e mafia. Ricorderete la vicenda del generale Mario Mori, che addirittura fu inquisito, era il capo dei Ross negli anni 80 fino al 1990, quando proprio Cosa Nostra mieteva vittime ed era Totò Riina a fare stragi. Il generale Mori fu accusato di aver ritardato la perquisizione del covo di Totò
Rina e fu persino processato per questo e poi prosciolto. Il covo è stato trovato a Campobello di Mazara, quello ovviamente di Messina Denaro. Tutti si soffermano, un covo è un appartamento arredato elegantemente con vestiti molto, molto costosi, con gioielli, con orologi, e ci si chiede ancora una volta: quest'uomo viveva nel centro di un paese, è possibile che nessuno l'avesse riconosciuto, è possibile che nessuno l'avesse notato? E l'omertà è, come al solito, uno dei cancri di questo paese. Vediamo, vi dicevo, alcune pazienti del reparto oncologico dell'ospedale Maddalena di Palermo che dicono noi l'abbiamo visto, facevamo assieme la chemioterapia. Vediamo. Perché abbiamo hanno pure questo numero di telefono, perché lo sapete, lui mandava messaggi. Fino a stamattina un'amica mia gli ha domandato che l'amica mia è sotto shock a casa. Gli ho scritto se oggi era a Kenya lei. Perché lui per ogni volta aveva visitato un'amica mia, Andrea. Che lui veniva chiamato sopra Andrea. Assolutamente, quindi con boss. Con me terapia, perché io che faccio terapia qua da maggio, ho finito a novembre, lui ha fatto terapia tutta l'estate, ho fatto terapia che lui mi sta... Abbiamo fatto la terapia insieme, era una persona molto gentile. Questa persona molto gentile pare fosse anche qui in Veneto, pare fosse collegato in qualche modo ai Casalesi di Eraclea, ricorderete le indagini sulla mafia ad Eraclea. Si è trattato di un colpo durissimo per Cosa Nostra, ovviamente la lotta alla mafia non è finita, e ha parlato ai nostri microfoni, quelli di Tele4, la nostra emittente triestina, il magistrato Filippo Gulotta. Vediamo cosa ci ha detto. Come ha fatto a rimanere latitante per 30 anni. E cioè di quali protezioni ha potuto fruire, perché si sospetta che dietro questa latitanza ci siano protezioni di altissimo livello, forse o anche di natura politica. È una delle due cose che dovrà spiegare ai giudici il superlatitante Matteo Messina Denaro, catturato stamattina all'accettazione dell'ospedale La Maddalena di Palermo dai carabinieri del ROS. L'altra è chiarire chi siano tutti i mandanti delle stragi del 92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, e degli attentati del 93 a Milano, Firenze e Roma, e le loro modalità di svolgimento. Il capomafia trapanese era stato condannato all'ergastolo per quegli attentati e anche per l'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio di un pentito, strangolato e sciolto nell'acido dopo quasi 2 anni di prigionia. Il giudice Filippo Gulotta sa bene cosa sia la guerra alla mafia. Nel 1980 ha conosciuto Giovanni Falcone, con il quale ha lavorato. Questo arresto costituisce un colpo alla lotta contro la mafia che è durissimo, questo colpo, e sta ad indicare, a significare che lo Stato c'è, la mafia è un fenomeno umano, come diceva Falcone, e come tale è destinata a morire. La cattura di Matteo Messina Denaro è sì un durissimo colpo inferto a Cosa Nostra, ma se è vero che il super latitante si aspettava prima o poi di essere catturato, sarebbe già pronto il terreno per il suo successore. La lotta alla mafia non è assolutamente finita. Ma che con questo arresto sia stata sconfitta l'organizzazione mafiosa, non direi proprio. La lotta continua, e però è chiaro che una cosa è certa, Cosa Nostra siciliana deve sapere, e credo che lo abbia capito, che c'è uno Stato che non si arrende e che non dà tregua, non le dà tregua. Servizio di Gianluca Paladin della nostra redazione di Trieste. Parleremo ancora di incidenti stradali. Oggi ci collegheremo con Chiara Gaiani da Legnaro, dove c'è stato un ultimo incidente con tre morti, persone che tornavano da karaoke, e purtroppo ancora da registrare un incidente
sul lavoro, vediamo il titolo del Corriere del Veneto, incidente sul lavoro, muore operaio di 31 anni schiacciato dalla ghiaia di una cava, un uomo che è stato, pare, agganciato da un nastro trasportatore e che alla fine è stato investito e sepolto praticamente da un cumulo di ghiaia. Non so se abbiamo già pronto il collegamento da Spresiano, non c'è ancora. Allora andiamo sugli incidenti e vediamo quello davvero che poteva avere conseguenze tragiche, che è capitato su uno svincolo tra Padova e l'autostrada Milano-Venezia, un pullman che si è completamente rovesciato, si è appoggiato ad un guardrail e il guardrail per fortuna ha evitato che finisse in una scarpata. Vediamo il servizio della nostra redazione padovana. Sono ripartiti questa mattina alla volta della Romania i passeggeri rimasti illesi nell'incidente del pullman che si è ribaltato ieri in autostrada. Hanno passato la notte nella sala comunale di Via Valeria, Padova, allestita con brandine dalla Croce Rossa. Questa mattina, intorno alle 8:30, hanno caricato i bagagli in un nuovo mezzo che ha ripreso il percorso. Ieri, subito dopo l'incidente, erano stati rifocillati nelle salette degli uffici della CAV al casello di Padova Est. Poi il trasferimento nella sala comunale per un pasto caldo e la notte. Nel frattempo i feriti sono stati curati in ospedale, una decina i contusi, il più grave l'autista ricoverato in codice rosso. Sollevato dall'autogru verso metà pomeriggio di ieri, il pullman è stato staccato dal guardrail che lo ha protetto, evitando che precipitasse nella scarpata. Il vetro del cruscotto in frantumi, la fiancata schiacciata. Il mezzo, partito da Palermo e diretto in Romania, ieri mattina si è ribaltato lungo la A13 all'altezza dello svincolo dell'emissione della A4 all'altezza del casello di Padova Est. I vigili del fuoco hanno lavorato ore per mettere in sicurezza il pullman e liberare il tratto autostradale dai rottami e dai veti infranti. Dopo i rilievi, la polizia stradale sta ricostruendo la dinamica, non si esclude la velocità tra le cause del ribaltamento. L'autista sottoposto all'alcol test è risultato negativo. Servizio di Valentina Visentin che ha raccolto anche le testimonianze dei passeggeri che sono vivi per miracolo. Ovviamente, come avete sentito, ci sono stati diversi feriti. Vediamo. È in curva, non lo so, forse un po' di più velocità e ci siamo ribaltato. Sono ancora scossi i passeggeri che erano sull'autobus che si è accasciato sul guardrail dello svincolo tra la A13 e la A4. I passeggeri, che non sono stati feriti, sono stati accolti nei locali della CAV al casello di Padova Est. L'autobus appena si è ribaltato, si è rotto tutte le finestre da parte di giù e ci siamo cascati tutti. Giù, già. Sì, anche io mi sono trovata proprio giù. Per fortuna c'è uno dell'autista che stava male con mal di schiena, poi altre persone. Altre persone particolarmente ferite vicino a lei? Sono due che sono in ospedale in codice rosso. Tra i passeggeri del mezzo diretto in Romania anche molti bambini che fortunatamente non hanno riportato ferite. Sono bambini stanno benissimo per la nostra fortuna. Resta tanta la paura e la consapevolezza che le cose avrebbero potuto andare molto peggio. Passata prin vetro tutto spaccata. Non c'era intera, era spaccata. Am potuto passare prin il vetro. E queste erano le testimonianze dei passeggeri. Siamo collegati con Spresiano, con le Bandie, dove purtroppo, come vi dicevo, c'è stata una vittima nella cava di Remo Mosole, che vedo proprio adesso collegato insieme a Lina Paronetto. A te la linea, Lina. Sì, direttore, buongiorno. Sullo sfondo di me, del signor Remo Mosole, l'imprenditore e proprietario di questo sito a Spresiano, che moltissimi conoscono in provincia di Treviso, direi tutti, no, signor Mosole?
imprenditore tra i più noti del settore della ghiaia, ecco, c'è proprio il cantiere in cui purtroppo ieri pomeriggio ha perso la vita questo giovane operaio moldavo di 31 anni, Andrei, che lavorava da qualche tempo, così come la moglie tra l'altro, che lavora come cameriera qui al Taisì per la società di Remo Mosole. Ecco, noi abbiamo intervistato poco fa a microfono il signor Remo, che non ha nascosto anche la commozione, no signor Remo, perché ci diceva dal 75 che siete qui, il primo infortunio mortale a cui ha dovuto purtroppo assistere. Anche infortuni propri veri, mai successo niente. Ecco, ieri cosa è successo, signor Remo? Perché lei era qua e le hanno detto manca un uomo, è così? Ieri sera, dopo aver fatto qualche giro attorno al lago per vedere di migliorarlo, per prepararlo, perché dobbiamo fare tante robe, perché c'è lo sport da dare a seguito, velodromo, il triathlon, eccetera, eccetera. Alle 5 dovevo andare su un'altra riunione, ma avevo 10 minuti di più. Sono passato dentro pure in cava, al lago qua, e ho parlato con i miei dipendenti e ho detto: come va? Tutto a posto? No, tutto a posto, manca uno. Come? Chi manca? Andreu. Chiamo Andreu perché ha un nome difficile. Quanti operai ha? Quanti dipendenti ha in questo sito? Qua pochi, qua ne ho tra i 50 in tutti. Tra i 50 sparsi. Qualche decina qua in questo? Qua no, qua siamo solo 6. Quindi vi accorgete subito se manca qualcuno. Ma uno era malato. Uno le ha detto il verde, perché uno ha detto il verde, 5 sono detti dei cantieri. E quando vi hanno detto manca uno, lei cosa ha pensato? Io credevo fosse uno scherzo, è andato a casa in bicicletta, no, era a piedi, è andato via. Quando mi hanno detto che una bocchetta del nastro che porta sulla ghiaia non funzionava più, non voglio pensare male, e l'ha venuto a Tremarola. Lui è dentro là e lui con la sua vita ha tappato la bocchetta di dove passava la ghiaia. Non doveva essere su quel posto e io non dico niente, è fatalità, come succede, se le disgrazie più importanti tu pensi di no, sotto la neve, sotto di qua, e lui era sotto la ghiaia. Voi avete abbassato la ghiaia e l'avete trovato purtroppo senza vita. Subito. Ecco, lei dice non doveva essere là. Non doveva essere là, no, non aveva il diritto di essere là. Solo lui sa perché è andato là, non si sa. Noi abbiamo l'intuito perché si è annegato sull'acqua. E dove lo cerchi? Chiaro. Di notte. Quando hanno detto che c'era una bocchetta, la prima, che non funzionava, la prima all'esterno. Lei ha capito subito? Subito. Io non voglio pensare, ma mi è venuto il mal di mare, perché forse per l'età, cosa come, non sono mai stato così sconfortato, perché pensavo di essere più bravo di tanti altri, che gli incidenti da me non potevano venire perché ogni giorno le stesse raccomandazioni. E bisogna provare a perdere un conoscente come lui, che era bravo, simpatico, era un lavoratore. Io mi ricordavo quando ero alla sua età fuori all'estero per prendersi il pane quotidiano. Senta, sullo sfondo vediamo il cantiere che adesso è sotto sequestro, voi siete a disposizione degli inquirenti per tutti gli accertamenti, ma voi non vi sentite, lei diceva prima, noi non ci sentiamo di avere delle responsabilità. No, ma scherziamo, ma lo giuro su me stesso, lui solo sa perché è andato là. Lui solo, nessuno altri uomini può dirgli di andare. Lui non doveva essere su quel posto, perché quel posto è funzionante in automatico, passa solo la ghiaia, non deve passare i cristiani, non devono passare gli uomini, non deve passare nessuno, anche i turisti che passano di qua non devono andare al cantiere. Senta, questo dipendente, appunto giovanissimo, lascia la moglie, 25 anni, una bambina di 4 anni. Lei ha detto per la famiglia noi ci siamo. Noi ci siamo. Io dico che noi ci siamo, tanto lei lavora qua, se gli ha bisogno di qualcosa lo dico pubblicamente, noi ci siamo, perché la gente che lavora da me è come me stesso, non c'è altri vizi o qualche altra fazione da dire. Quelli che lavorano da me sono me stesso, li conosco tutti. Non gli chiedo l'età, non gli chiedo niente. Ieri per caso ho parlato con sua moglie, ma non sapevo che era sua moglie. Prima. Alle 4:30 vengo qua e c'è questa cameriera che va avanti e indietro e l'ho vista molto biancata, perché sono cose che devo dire alla gente. Quella bella signorina, guarda che quando viene fuori il sole, hai fuori qualcosa da prendere un po' di colore, che stai anche meglio. Ma l'ho detto così bonariamente. Dopo mezz'ora sono passato per cantiere e mancava
E ha scoperto che è morto il marito. Grazie signor Mosole di questa disponibilità, anche perché non è da tutti senza dubbio essere disponibili così a parlare anche con noi dopo quello che è successo. Per noi imprenditori non sembra mai successo questa cosa, che qui cambia un po' il traffico, può succedere, si vede, a piedi. Certo, è inspiegabile. Direttore, se non hai domande da studio, noi ti restituiremo la linea. No, grazie Lina, saluto il Cavalier Remo Mosole. Volevo sapere a quel punto però chi è il responsabile della sicurezza nella sua azienda, chi è che poi dovrà rispondere di questa morte sul lavoro. Di quello che è successo. Era lui che si aveva proposto. Si aveva fatto la delibera perché lui era quello che osservava tutto il movimento, siccome che era detto al lavoro che funziona. Io gli dicevo sempre: Andrea, guarda che se non fai niente vuol dire che funziona tutto bene, quando non funziona vuol dire che c'è qualcosa da riparare, qualcosa nastro che si rompe. L'importante è che funzioni, e ieri sera non funzionava perché mancava lui. Grazie Lina, grazie Cavaliere Mosole. Chi non conosce la zona non sa che Mosole ha veramente rivitalizzato una cava che è diventato un lago artificiale dove si svolgono attività sportive, è diventata un'oasi del benessere molto conosciuta e frequentata dai trevigiani. Grazie ancora Lina Paronetto. Direi, per restare sul tema, non sul tema diciamo delle morti sul lavoro, ma di località che in qualche modo poi vengono funestate da eventi imprevedibili. Vediamo la vicenda del monumento agli alpini a Bassano del Grappa, che è stato uno dei tanti monumenti agli alpini nella città delle Penne Nere, che è stato distrutto da un'auto perché si trovava su una rotonda ed è ancora lì e nessuno se ne occupa e ci si chiede quando sarà restituito alla città. Vediamo. Bassano del Grappa, città degli alpini, un legame speciale, una pagina di storia davanti alla quale è giusto, è doveroso togliersi il cappello per una questione di rispetto per tutto quello che gli alpini rappresentano e per quello che hanno fatto per Bassano del Grappa. Ecco, è giusto togliersi il cappello ma non abbatterlo e soprattutto non lasciarlo così a pezzi proprio alle porte della città. Siamo lungo Viale Vicenza, dove da qualche giorno è stato letteralmente abbattuto da un'automobile il monumento in marmo che raffigura il cappello delle Penne Nere, a cui, qualche mese fa, l'amministrazione comunale ha legato indissolubilmente il nome e l'identità della città. Bassano del Grappa è diventata a tutti gli effetti città degli alpini, cambiando ufficialmente denominazione. Ebbene, sono molte le segnalazioni di cittadini che dopo giorni di paziente attesa chiedono a gran voce un intervento del comune per riparare il danno e passare dalle parole ai fatti, perché è bello leggere Bassano del Grappa, città degli alpini sui cartelli, ma intanto il loro simbolo, il loro cappello, è ancora abbandonato in frantumi nel mezzo della rotonda di quella che è la loro città. È una brutta vicenda raccontata da Alex Giuliano e continuano i nostri cronisti a riscontrare episodi di violenza e di degrado a Mestre, dove c'è lo spaccio della droga, dove ci sono risse continue, dove ci sono pestaggi. E questo è il pestaggio di un bengalese che ha suscitato grande rabbia nei cittadini, nei residenti di Mestre e in particolare in questo caso di Marghera. Un bengalese che è stato pestato da 3 uomini e le immagini ovviamente sono andate subito sui social. Vediamo. Pugni, calci in 3 contro 1, immagini forti che indignano e destano paura. Il video lo hanno postato sui social i numerosi residenti dei palazzoni della città a Marghera.
Nel filmato 3 individui aggrediscono violentemente un cittadino bengalese di 32 anni, Reza Lake, colpevole di aver negato una sigaretta ad uno dei 3 aggressori. Al diniego del bengalese, l'assalitore ha preteso come nulla fosse dei soldi, poi è scattata la violenza di gruppo. Quello che è successo a Marghera è una cosa inaccettabile. Un discorso, se una persona chiede in modo gentile, una persona può anche dire di sì. Visto che questa persona gli ha chiesto in modo arrogante, ha detto di no. A quel punto questo ragazzo italiano gli ha chiesto: allora dammi i soldi. Anche alla seconda richiesta Reza ha detto no. A quel punto questo ragazzo gli ha sferrato un schiaffo molto forte alla quale Reza ha reagito. A quel punto sono intervenuti altri 2 ragazzi e lo hanno aggredito a sangue fino a portarlo al pronto soccorso. Il 32enne bengalese ha ricevuto colpi e battuto violentemente la testa a terra. Portato al pronto soccorso da un'ambulanza, è stato tenuto in osservazione fino a sera per un forte trauma cranico. Ben inserito nella comunità dove lavora come cameriere, in queste ore si trova ancora a casa in stato di shock, incredulo per quanto gli è accaduto. In queste ore intanto cresce lo sdegno della comunità bengalese che non ha intenzione di restare a guardare. Dopo il velo strappato alla giovane mamma bengalese il 10 dicembre scorso, sempre alla Cita, questo nuovo episodio di violenza crea ulteriore allarme e preoccupazione. Lo ribadisce il portavoce della comunità, Prince Lauder. Noi non possiamo accettare delle situazioni del genere, perché già un po' di settimane fa è successo che è stata aggredita una persona senza motivo, solo perché si vestiva diversamente. Queste cose non è più accettabile, noi chiediamo alle forze dell'ordine che intervengono. Servizio di Nicola Marcato, c'era anche un commento di Gianfranco Bettin, ma l'abbiamo visto ieri nei nostri telegiornali. Vediamo invece un video di un ex tossicodipendente, un video che è diventato virale perché quest'uomo, che è un mestrino, ha raccontato come è riuscito ad uscire dalla spirale spaventosa della tossicodipendenza. L'ha fatto con un video che veramente ha raccolto tantissimi like. Vediamo, e visualizzazioni. Questo era il video di Alessandro Sangalli, mestrino di 28 anni, per indurre tante vittime della droga a cambiare vita, ad uscire dalla tossicodipendenza. Andiamo in pubblicità pochissimi istanti e poi torniamo qui a Focus TG. State con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, sono le 12:32. Avremo più tardi gli ospiti in studio, il sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto Mario Conte. Avremo anche l'ex presidente della provincia di Padova Fabio Bui e in collegamento Giacomo Possamai, che è il candidato sindaco del Partito Democratico a Vicenza. Ma passiamo a un altro problema che riguarda tantissimi cittadini, e cioè quello dei farmaci introvabili. Molti di noi vanno in farmacia, chiedono un farmaco e si sentono dire: guardi, questo medicinale non c'è, non è arrivato, se vuole lo chiediamo. Sta di fatto che si resta senza per parecchi giorni. Sentiamo cosa ci dice da Bassano del Grappa Sharon Di Carlo. A te la linea, Sharon.
Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Ormai la parola emergenza è una parola che abbiamo sentito parecchie volte in questi 2 anni e mezzo. Prima il Covid, poi il caro energia, il caro carburante, ora la mancanza di farmaci. Siamo qui davanti a una farmacia del Bassanese per spiegarvi meglio di che cosa si tratta. Seguiteci. Ne parleremo infatti con il presidente Federfarm di Vicenza, il dottor Scaroni. Buongiorno Presidente. Le chiedo, siamo davanti a un'emergenza farmaci, di che cosa si tratta? Allora, io più di emergenza parlerei di carenza di alcune molecole e alcuni farmaci, perché l'emergenza determina poi un sentimento non piacevole anche nella gente. Io carenza sì, parlerei perché ovviamente stiamo riscontrando la carenza di alcune molecole. Chiaro, è partito tutto un po' da luglio ancora dell'anno scorso, quando sono cambiate un po' le dinamiche anche delle prescrizioni riferite al Covid, e in più da luglio appunto all'inverno c'è stato il problema che poi c'è stata anche l'influenza, che chiaramente ha fatto esplodere questa richiesta di farmaci, soprattutto per quanto riguarda gli antinfiammatori. È chiaro che le farmacie stanno reggendo, come hanno retto, in periodi ben più di stress, che erano quelli del Covid della prima fase, e stanno reggendo come? Chiaramente cercando di dare la possibilità agli utenti, ai clienti, di trovare il farmaco attraverso la rete delle farmacie. Quindi se non è disponibile un farmaco in una sede lo possono trovare in un'altra, e stiamo dando questo tipo di informazioni. In più cercando di proporre l'equivalente, il farmaco equivalente, e per ultima, ma non da poco come risoluzione del problema, c'è quella del farmaco galenico, quindi la possibilità di produrre alcuni farmaci internamente per le farmacie che possono farlo. Ovviamente la sostituzione di un farmaco è sempre anche in collaborazione con il medico, perché questa collaborazione medico-farmacista comunque è importantissima in questa fase, come abbiamo visto nel periodo Covid, dove il farmacista segnala la carenza del farmaco, il medico può sostituire il farmaco e il farmacista quindi può dare prontamente il farmaco. Il sistema farmacia sta reggendo, quindi parlerei più di appunto carenza più che di emergenza. È una carenza che tocca tutto il territorio nazionale. È importante che i clienti sappiano ovviamente che non dipende da una farmacia, ma che è il sistema che poi si amplia su scala internazionale con un problema di geopolitica internazionale. Quindi la delocalizzazione delle aziende ha fatto sì che comunque la delocalizzazione in alcuni paesi come la Cina e l'India siano paesi dove i problemi ci sono, e li abbiamo visti anche in altri settori come l'edilizia, quindi l'approvvigionamento delle materie prime. Però il sistema farmacia sta reggendo, e chiaramente cerchiamo di sensibilizzare i clienti, di riuscire a portare un po' di pazienza, perché appunto se non si trova immediatamente un farmaco non dipende dalla farmacia, ma da un problema di carenza nazionale e internazionale. Quindi possiamo dire che sia un problema radicato nel tempo? Sì, allora diciamo che noi abbiamo sempre riscontrato qualche carenza di farmaci ben prima anche del Covid, ma è chiaro che la richiesta di un numero talmente importante di farmaci con il Covid ha fatto sì che anche la programmazione delle industrie farmaceutiche, che ovviamente è una programmazione che si basa su tot numeri, ma questa richiesta esorbitante di farmaci ha fatto sì che anche la loro programmazione non fosse pronta rispetto alla richiesta, e quindi chiaramente si sono trovati in forte difficoltà. La materia prima, c'è la difficoltà di approvvigionamento a materia prima, ma altrettanto c'è la difficoltà dell'approvvigionamento di tutto quello che serve per confezionare il farmaco, quindi dall'alluminio, i blister, no? Sono fatti di alluminio e plastica, il vetro per gli sciroppi, quindi c'è stato un problema generale. Quindi possiamo dire a tutti i cittadini, a tutti i telespettatori, che non siamo davanti a un'emergenza? No, ecco, io parlare di emergenza, ripeto, può sfociare poi anche in richieste di farmaci anche se uno non ha bisogno, queste cose qua. No, non stiamo parlando di emergenza ad oggi, stiamo parlando però di una carenza, e quindi è giusto sensibilizzare, e fate benissimo a farlo nelle vostre trasmissioni e tutto, perché è importante dare questo messaggio. Non emergenza vera e propria, ma carenza sì, però le farmacie stanno reggendo. Possiamo dire che la struttura farmaceutica stia cambiando anche al passo con i tempi rispetto a questi problemi che ci sono?
Ma allora, diciamo che è chiaro che una pandemia rivoluziona tutto un sistema, no? Perché ovviamente non si è mai pronti, per quanto forti ci sia eradicati sul territorio, ma non si è mai pronti a far fronte a una pandemia. Questo, gli strascichi anche della pandemia, seppur oggi siano molto più lievi, appunto l'impatto dal punto di vista sociale, è chiaro che ha portato e determinato delle dinamiche che comunque sono cambiate nel tempo. È cambiato anche il ruolo del farmacista, sono cambiati quello che sono i sistemi di produzione delle industrie farmaceutiche. Quindi diciamo c'è stato anche un tempo dove questo sistema si deve adattare a una nuova normalità. Grazie al dottor Scaroni. Direttore, se non ha altre domande noi le restituiamo la linea. Grazie Sharon, grazie a te e al tuo ospite. Carenza non emergenza, ha detto, quindi in qualche modo ci confortano queste parole, sperando che non ci siano altri problemi e che questa carenza duri il meno possibile. Focus TG come sempre, collegamenti da tutte le nostre province. L'altra sera c'è stato uno spaventoso incidente tra Legnaro e Piove di Sacco, 3 morti, tornavano da una festa, è tornata sul luogo di questo incidente gravissimo Chiara Gaiani. A te la linea, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Cristian Roque Allende siamo proprio qui in via Romea, all'altezza del civico 172, dove si è verificato l'incidente con i 3 morti che tu hai ricordato. Proprio qui era capovolta una potente Audi A6 che aveva finito la sua corsa all'interno di questo fossato. Stavano tornando da Sant'Angelo di Piove di Sacco e rientravano verso Legnaro. Ecco, come potete vedere dalle immagini, ci sono dei fiori, qui sono comparse delle rose in ricordo di Edward Doi, 45 anni, il giovane albanese che era alla guida dell'auto dell'Audi A6 e che è morto all'interno dell'abitacolo, e con a fianco Martina Pagnin, sbalzato dal veicolo Diego Rampazzo. Ecco, dei fiori, delle rose, c'è anche un mazzo rosa, forse proprio per Martina. Un altro mazzo è nascosto dal muretto. Una strada, questa la Piovese, che ci hanno confermato gli amministratori dei comuni che corrono lungo questa strada. Adesso è una strada molto pericolosa che soprattutto nelle ore notturne si trasforma quasi in una pista, tanto che il sindaco di Sant'Angelo di Piove di Sacco, che abbiamo appena sentito con il collega, ci ha raccontato quali provvedimenti intenderà prendere, tra questi anche la creazione con ANAS di un'altra rotonda. Si attendono per questo i fondi che devono arrivare dal Ministero. Ma intanto, direttore, vediamo gli ultimi aggiornamenti sulle indagini relative all'incidente, sul corpo di Edward Doi, che era alla guida. Sarà disposta l'autopsia nel servizio che abbiamo preparato da Legnaro. Noi poi ti restituiamo la linea. Di professione faceva il trasportatore. La sua auto, questa Audi A6, accanto alla quale amava farsi fotografare, una vera passione. Era Edward Doi, 45 anni, albanese di origine, ma da anni residente con la famiglia a Pontelongo, alla guida dell'auto alla 00:30 di lunedì lungo la regionale piovese. Dell'Audi non restano che rottami. Accanto a lui viaggiava Martina Pagnin, 46 anni, di Legnaro, separata, mamma di 2 figli, uno dei quali l'aveva resa nonna. Su sedile posteriore il suo attuale compagno Diego Rampazzo, 46 anni, di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Anche lui aveva avuto un figlio da una precedente relazione. Faceva l'imbianchino adesso e viveva con i genitori. Sembrava l'esplosione di una bomba, i racconti delle testimoni svegliate di soprassalto nella notte con il cuore in gola. Una scena di guerra, quella che si sono trovati davanti i soccorritori. Il corpo di Diego Rampazzo senza vita nel cortile d'ingresso dell'abitazione, i corpi di Edward Doi e Martina Pagnini incastrati tra le lamiere, pezzi di auto dappertutto, lo specchietto retrovisore incastrato nella finestra al primo piano.
Cosa sia accaduto a 00:30 di lunedì in questo tratto maledetto di Piovese? Un anno fa, il 6 febbraio, all'alba di domenica, era morto il 17enne padovano Pietro Benfatto, uscito di strada con l'auto dei genitori. Lo stabilirà l'indagine condotta dai carabinieri e coordinata dal PM Roberto D'Angelo. Sul corpo di Edward Doi sarà eseguita l'autopsia completata dagli esami tossicologici. Di sicuro Edward Doi aveva una grande passione per la velocità, come si vede dalle foto postate sui social. Per ora non sono stati fissati i funerali delle 3 vittime. Servizio di Chiara Gaiani, adesso ci colleghiamo con Venezia, vedo Filippo Fois in compagnia della Presidente del Consiglio Comunale di Venezia. La notizia è quella di altre 24 pietre d'inciampo collocate per ricordare gli ebrei vittime del nazismo. A te Filippo. Grazie direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo per l'appunto in compagnia di Ermelinda Damiano, Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, che ringraziamo anche per la sua disponibilità, perché siamo proprio nel mezzo di una giornata molto intensa per quello che riguarda le pietre d'inciampo. Ne sono già state deposte alcune. Vogliamo ricordare intanto che cosa sono le pietre d'inciampo? Le pietre d'inciampo sono un monumento di fatto alla memoria dei cittadini veneziani deportati nei campi di sterminio. L'artista tedesco è Gunther Demning, che in questi anni ne ha deposte davvero tantissime in tutto il mondo e oggi sarà proprio qui a Venezia con noi. Con le 24 pietre d'inciampo di quest'anno arriviamo a ben 159 pietre a Venezia, che in qualche modo ci restituiscono un nome, un'identità, una dignità a questi cittadini strappati alla vita per essere portati alla morte. È un'occasione di riflessione collettiva e Venezia, devo dire che in questi anni, in questo percorso della memoria, ha messo davvero tutto l'impegno e tutta la sensibilità possibile. Le pietre vengono deposte davanti all'ingresso dell'abitazione in cui queste persone vivevano e presumibilmente anche sono state arrestate per poi essere assassinate nei luoghi, nei campi di concentramento. Recano la data di nascita e poi la data di morte a Dachau, a Auschwitz, luoghi tutti tristemente noti. Venezia è la città che ha più pietre d'inciampo dopo Roma in Italia. Come mai questa sensibilità? Ma la sensibilità a Venezia probabilmente deriva anche da quella che è stata la storia della città, una città aperta al mondo, città dell'accoglienza e del dialogo. In qualche modo noi come istituzioni, insieme alla comunità ebraica, tutte le istituzioni che in questi anni ci hanno seguito nel percorso, abbiamo voluto dare davvero il massimo per mantenere viva una memoria che non ci riporta solo al passato, è una memoria che tutti noi dobbiamo allenare quotidianamente. Vogliamo lasciare a questa città, ma soprattutto ai giovani, un momento, un'occasione di grande riflessione e soprattutto in un momento storico molto particolare. Insomma, abbiamo una guerra alle porte qui in Europa, ci sono germi d'odio e di intolleranza sempre vivi e presenti. In qualche modo queste sono anche occasioni non solo per riaccendere i riflettori sulla storia, ma anche per dire al mondo che da Venezia deve partire un grande messaggio di speranza, di dialogo e di rispetto. Ringraziamo Ermelinda Damiano, tra l'altro siamo sotto una pioggia battente, oggi la giornata purtroppo non è stata clemente e la posa delle pietre andrà avanti anche il pomeriggio, come si diceva, anche con colui che ideò questo percorso della memoria. Direttore, io ti restituirei la linea. Grazie molte Filippo, a te e alla tua ospite. Venezia sotto la pioggia, per fortuna non con l'acqua all'ombelico come è capitato più volte in questa fase dell'anno. In autunno, adesso grazie al Mose, Venezia è sempre all'asciutto. Pubblicità, torniamo subito con i nostri ospiti, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, sono le 12:51, ringrazio molto gli ospiti di oggi. Sono Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Veneto. Sindaco, grazie per l'invito. Grazie a lei, bentornato. E grazie a Fabio Bui, che è stato presidente della provincia di Padova. Bentornato Presidente, grazie molte. Dovremmo avere in collegamento Skype anche il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale e candidato sindaco a Vicenza, Giacomo Possamai. Buongiorno Possamai. Buongiorno a voi.
Ogni tanto mi viene da dire buonasera, buonanotte, perché confondo Focus TG con Focus, il talk dove abbiamo sempre questi graditi ospiti. Sindaco, allora il tema è le amministrative di Treviso e di Vicenza. Pare che si possa andare a votare il 7 maggio, non è ancora stata definita una data, ma la situazione è molto chiara a Treviso. Si è candidato Giorgio De Nardi, mentre a Vicenza non c'è ancora la riconferma del sindaco uscente Francesco Rucco. De Nardi non è un politico, è un imprenditore, è arrivato e ha messo subito i piedi nel piatto, nel senso che ha cominciato ad attaccarla, ad aggredirla, a dire che lei è un amministratore di condominio e soprattutto a dire che Treviso ha bisogno di un rilancio. Beh, insomma, è normale che un candidato sindaco si presenti così, con un'anima un po' critica nei confronti dell'uscente. Io francamente spero che il dibattito rimanga nel confronto costruttivo per il bene della città. Ci si può confrontare su due visioni di città che possono essere anche diverse, però non credo che screditare il lavoro fatto dal sindaco, dall'attuale amministrazione, possa portare beneficio. Però ripeto, queste sono strategie comunicative che io non voglio discutere. Ho visto che lui ci tiene a sottolineare che è un candidato civico, ma ha il sostegno del Partito Democratico e della sinistra trevigiana. Poi c'è anche il terzo polo che ha un suo candidato che farà la corsa a sé, c'è il Movimento 5 Stelle, quindi De Nardi rappresenta la sinistra trevigiana. Io rappresento la coalizione del centrodestra, la coalizione che oggi governa il nostro paese, più la civica che porta il mio nome, la stessa civica che aveva corso tra l'altro nel 2018, quindi insomma questi sono gli schieramenti. Ad oggi sono 3 o 4 i candidati, forse 5, perché ho letto che addirittura il Popolo della Famiglia vorrebbe esprimere un suo candidato. Insomma, più siamo meglio è, più scelta avranno i nostri cittadini. Io dalla mia posso mettere sul piatto della bilancia il grande lavoro fatto fino ad oggi, il grande spirito di servizio e di ascolto nei confronti della comunità. Ricordo che insieme alla comunità trevigiana abbiamo attraversato e superato i 2 anni e mezzo di pandemia che insomma in questi studi ne avete visti di passare di amministratori e ci ricordiamo tutti le varie fasi, le varie difficoltà, da prima la paura, la preoccupazione, poi le scelte anche impopolari di chiudere, poi la fase vaccinale, insomma è stato un mandato davvero complicato, però pieno di soddisfazione e di opportunità. Io non voglio criticare e giudicare i candidati, anche perché al netto di Nicolò Rocco, che è il candidato del terzo polo, Giorgio De Nardi io nemmeno lo conosco, quindi andrei anche male a giudicare la persona. Aspetteremo di capire qual è la sua idea, però io faccio davvero un grande in bocca al lupo a tutti e sono pronto a raccontare quello che vogliamo fare per la nostra città. Proprio ieri sera dicevo che immagino e vedo la mia città come lavori in corso, no? Col cartello lavori in corso, perché tante sono le iniziative fatte, tanti sono i cantieri in essere, ma soprattutto tanti sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere nel prossimo mandato e siamo pronti a raccontare questo ai nostri cittadini. Allora, poi ovviamente c'è anche il candidato sindaco dei 5 Stelle, Mestriner, in campagna elettorale. Poi noi sentiremo tutti i candidati, spero che ci sia anche un bel dibattito tra di voi qui nei nostri studi. Certo che finora la scelta di imprenditori a candidati sindaci non ha premiato faccio un esempio che è quello di Padova, con Francesco Peghin, che è un ottimo imprenditore, una persona molto stimata e apprezzata, ma politicamente poco conosciuta, no? Ma diciamo che poi ogni partita è a sé, perché dipende dalle persone, dipende dalle situazioni. Cioè, c'è stato ho visto che De Nardi si ispira tanto al modello Verona, che però nasce in una condizione particolare e particolarmente conflittuale nel centrodestra, altrimenti
probabilmente la partita sarebbe andata in modo diverso, il modello Verona non ci sarebbe stato. Poi vi dico, a Padova c'è un imprenditore, a Belluno ha vinto Oscar De Pellegrin, che è un atleta paraolimpico. Insomma, dipende un po' dalle persone, dipende dalle idee, dai progetti. Non è detto che un ottimo imprenditore sia anche un buon sindaco, come non è detto che bisogna essere un ottimo imprenditore per essere degli ottimi sindaci. Insomma, io credo che tutto dipende dalla voglia di servire la comunità, e per quanto mi riguarda è totale, perché io lo dico sempre, anzi in questi giorni magari così un po' di pioggia mi sono fermato a riflettere e devo dire che affronto questa, tra virgolette, campagna elettorale, perché in realtà continuerò a servire la mia comunità fino all'ultimo giorno, con la serenità di aver dato tanto e tutto alla mia comunità. Non ho rimpianti, non ho rimorsi, e quindi affronto davvero a testa alta e con grande serenità questo periodo di campagna elettorale. Però ripeto, mi vedranno più nei cantieri che nei dibattiti o nelle piazze a raccontare il programma, perché io sono stato incaricato dai miei cittadini di servirli per 5 anni e farò questo fino all'ultimo giorno. Giacomo Possamai, il PD lo avrebbe voluto a Roma, ma ha scelto invece di candidarsi a sindaco di Vicenza, e ovviamente se la vedrà col sindaco uscente Francesco Rucco. Possamai, lei viene a Vicenza, si dice è molto diversa la situazione, piuttosto diversa da Treviso, perché lì Possamai avrebbe delle carte da giocare e potrebbe essere proprio un confronto sul filo di lana, mentre si prevede che Mario Conte a Treviso possa vincere al primo turno. Come la vede? Come sarà la sua campagna elettorale? Ho letto molto interessante la sua idea di fare un asse proprio con Padova e Verona e Vicenza, Padova e Verona già in mano al centro-sinistra, per creare una sinergia tra queste grandi città. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Intanto mi faccio fare l'in bocca al lupo a Mario Conte, che ha già annunciato la ricandidatura. Ovviamente mi auguro che vinca le elezioni Denardi, il candidato del centro-sinistra, però insomma è giusto farlo all'inizio di una competizione elettorale che deve essere franca, però anche leale e seria. Sì, direttore, l'idea che ho provato a lanciare appunto è quella di una città, ovviamente mi riferisco alla mia città, Vicenza, che dialoga fortemente con le città gemelle vicine, con Padova e con Verona, e che costruisce percorsi comuni, dalla cultura, penso alle attività che si possono fare insieme, ai temi del trasporto pubblico, la metropolitana in superficie, cioè l'idea di una città che apre e che dialoga con tutti, ma chiaramente prima di tutto con le città più vicine. È l'idea insomma di quella città metropolitana del Veneto di cui da tanti anni si parla, ma che in larga parte è rimasta inapplicata, per cui è un pezzo di visione insieme a tante altre cose che diremo sulla città nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, perché ecco, penso che il punto centrale sia tenere insieme le piccole cose, che poi tanto piccole non sono, e cioè la manutenzione dei quartieri, l'incuria che in tantissime zone della città c'è, quindi la manutenzione urbana, il fatto che una panchina rotta vada sostituita subito e non dopo anni come capita a Vicenza, i marciapiedi, le manutenzioni urbane, con la visione, cioè l'idea di dove vogliamo portare la città, e appunto il tema del rapporto con Padova e Verona è un pezzo in questo senso. Sull'altra questione che mi poneva, di sicuro a Vicenza la partita è aperta, nel senso che al di là di quello che possiamo dire noi, quello che hanno detto insomma i sondaggi, i numeri che finora sono usciti, tra l'altro di sondaggi commissionati dal centrodestra, non da noi, mi auguro che sia aperta anche Treviso, ecco, rispetto a quello che diceva lei prima, che quindi la partita tra Denardi e il sindaco uscente Conte sia una partita combattuta fino alla fine e che magari il centro-sinistra possa vincere anche a Treviso. Senta Possamai, poi in realtà Francesco Rucco viene dato per candidato, ma non lo ha ancora ufficializzato. Che lei sappia, ci sono possibilità di cambi in corsa di altri candidati. Ovviamente si ritiene che Rucco poi confermi questa sua candidatura.
Direttore, in realtà le notizie che ho le ho da voi, cioè dalla stampa. Naturalmente non partecipo alle riunioni del centrodestra. Quello che ho visto e che ho letto da dichiarazioni del sindaco è che il sindaco Rucco sta aspettando l'ok, la conferma dei partiti del centrodestra, che evidentemente invece Mario Conte immagino abbia già avuto, visto che è già partito, e che insomma le resistenze più forti, i dubbi più forti sarebbero dentro a Fratelli d'Italia, che avrebbe in mente altri nomi, altre ipotesi che sono state ventilate sui giornali e sulle televisioni locali, oltre al fatto che insomma, come sanno i vicentini, a Vicenza il centrodestra differentemente rispetto a Treviso è spaccato, perché ci sono almeno già 2 ex assessori di Rucco che hanno annunciato di candidarsi autonomamente, quindi al di là dei partiti c'è un tema di divisione legato a questi 5 anni a Vicenza in cui la maggioranza è stata molto litigiosa. Quindi da quello che ho capito, da quello che il sindaco insomma ha dichiarato, attende il via libera dei partiti da Roma. Noi abbiamo provato, in realtà più che noi in questo caso io, nel senso che ho fatto questa conferenza stampa sabato scorso per annunciare la candidatura, e l'ho fatta senza partiti e senza liste per un motivo molto chiaro, e cioè credo che per candidarsi a sindaco della propria città non si debba chiedere il permesso a Roma o la cortesia ai leader nazionali, ma lo si debba fare con libertà e anche lanciando un messaggio alla città. Io ho detto chiaramente sabato scorso ai partiti e alle liste che vogliono provare a costruire un percorso alternativo a chi governa oggi la città, e quindi in particolare a Rucco, a Fratelli d'Italia e alla Lega, che vorrei costruire nelle prossime settimane, a partire dalle proposte che arriveranno appunto dalle liste e dai partiti, un programma e un percorso comune, perché penso che le scelte si facciano a Vicenza sulle vicende vicentine come le elezioni amministrative, non si facciano a Roma. È vero che ci sono altre possibili candidature, si è parlato di Giorgio Conte, ex parlamentare con Alleanza Nazionale a suo tempo, e certo per un candidato sindaco è meglio vedersela con un outsider che con il sindaco uscente, no? Che in genere viene dato per favorito. Volevo sentire Fabio Bui, ex presidente della provincia di Padova, ma anche ex sindaco di Loreggia. Guardi, abbiamo di fronte a 2 amministratori che stanno parlando di visione, non che stanno parlando uno contro l'altro o contro l'altra idea. Stanno dicendo, l'ha detto Giacomo, ma l'ha detto anche Mario, ha detto come vogliono impostare la città, la propria città del futuro, il proprio servizio del futuro. Oggi c'è bisogno, soprattutto nelle comunità locali, nelle città, di parlare di cosa si vuole fare, non cosa non ha fatto o cosa non farà l'altro. La gente aspetta da noi responsabilità, aspetta che ci prendiamo la responsabilità di indicare un percorso per le nostre città. Oggi sempre più spesso la politica, anche a livello locale, si traduce in guerra tra tifoserie. E non è possibile la guerra tra tifoserie nel momento in cui c'è da fare. Ci sono da seguire i cantieri, c'è da, l'ha detto per esempio nell'asse Padova, Vicenza, Verona, ripensare alla rete trasportistica, ripensare a un'area centrale del Veneto che è fatta di servizi, che è fatta di attrazione territoriale. Ed è su questo che si misura la capacità dei sindaci, non tanto sulla targa che portano, quindi l'appartenenza, quanto sulla capacità di dire quello che vogliono fare. Senta voi, proprio da ex sindaco, come descriverebbe l'avventura di un primo cittadino di un centro importante o anche non di quelli, non un capoluogo di provincia, insomma un paese del Veneto che poi si trova a vedersela con i suoi cittadini che spesso gli attribuiscono responsabilità che nemmeno ha. No? Guardi, io ho fatto 10 anni il sindaco di una piccola comunità, 8.000 abitanti,
ma penso, conoscendo anche nell'esperienza provinciale tantissimi altri sindaci anche della regione, è il più bel servizio che una persona possa essere chiamata, il più affascinante, il più impegnativo, perché è impegnativo, lo dicevamo prima di entrare in studio con Mario, sei il parafulmine di tutto. Il parafulmine di tutto, quindi ti devi armare di spalle grosse, ma devi anche sapere che alla sera hai fatto il massimo di quello che potevi fare. Devi essere convinto di aver non fatto il meglio, ma aver sbagliato il meno possibile quando è sera. E quindi dico un augurio proprio ai sindaci che si candidino. Il ruolo più bello ma anche il meno retribuito, però aggiungiamo, no? Nel senso che il meno retribuito e soprattutto non retribuito in funzione delle responsabilità che uno ha, perché uno deve essere pagato in funzione delle responsabilità che ha, dei rischi che incorre. Un sindaco oggi è sottoposto ogni mattina, nel momento in cui si sveglia, a dei rischi enormi anche conto terzi, perché sono altri magari che firmano, ma poi è il sindaco che risponde alla comunità. E quindi veramente un grande in bocca al lupo a tutti coloro che si candidano indistintamente dall'appartenenza. Però lo facciano, e lo dico da ex sindaco, ormai sono rottamato da qualche mese, fatelo in funzione di un servizio che è il più bel servizio che possa capitare e assumersi. Grazie. Ricordiamo tra l'altro che il nuovo ministro della giustizia Carlo Nordio proprio sull'abuso d'ufficio interverrà, perché spesso i sindaci finiscono nel pastoio della giustizia davvero per dei problemi che non dovrebbero essere penalmente rilevanti. Allora, vediamo la visita, il tour elettorale di Stefano Bonaccini, che è candidato alla segreteria del Partito Democratico per le prossime primarie. È stato a Treviso ieri, proprio nella tana del lupo, cioè ai Due Mori, dove il feudo, che è stato il feudo di Gentilini e credo lo sia anche di Mario Conte, è sembrata un po' una provocazione, ma Giovanni Zorzi ieri del PD smentiva questa tesi. Vediamo. Abbiamo il tempo per rimontare. Nella vita, come in politica, si può perdere, l'importante è non perdersi, no? Adesso si vota a Treviso, si vota a Vicenza, mi raccomando, uniti, alleanze larghe, alleanze civiche, fatte non per battere gli avversari, nel senso che il programma è ciò che fa la differenza. Dalla trattoria Due Mori, storico quartier generale dello sceriffo Giancarlo Gentilini, il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, in tour per promuovere la sua candidatura a segretario del Partito Democratico, suona la carica di fronte a una platea di parlamentari, amministratori ed elettori. Prima tappa veneta che include i due capoluoghi al voto in primavera, Treviso e Vicenza, e quelli che per i Dem sono diventati dei modelli, Padova e Verona. Io non temo che il PD finisca, come mi chiedono, temo la sua irrilevanza, che è diverso e persino peggio. Se divento segretario garantisco che al governo ci torneremo solo quando vinceremo le elezioni. Abbiamo anni per metterci al lavoro, non sarà facile, però io penso che si può recuperare e se non lo pensassi non sarei qui. Serve un Partito Democratico che abbia più rapporti con i territori. Se divento segretario e rimane questa legge elettorale, vi garantisco che la prossima volta i candidati e le candidate al Parlamento li scelgono i veneti con le primarie. Movimento 5 Stelle o Terzo Polo, Bonaccini si dice favorevole a una collaborazione che vada oltre le appartenenze in Parlamento come nei territori. L'aiuto reciproco con il Veneto durante la pandemia ne è un esempio lampante, dice il candidato Dem, tornato sul tema dell'autonomia. Io non vorrei che la Lega stia scommettendo prima delle elezioni lombarde su uno scalpo da esibire ai propri elettori, perché dire no all'autonomia differenziata sarebbe un errore clamoroso anche politico. Infine i timori rispetto ai progressivi tagli alla sanità pubblica, da qui il valore simbolico dell'omaggio di Bonaccini alla castellana Tina Anselmi. Proprio l'Anselmi fu protagonista di una delle riforme più straordinarie che si sono fatte nell'Italia repubblicana, con l'introduzione del sistema sanitario nazionale, ed oggi stanno tagliando ed è un problema gigantesco. Servizio di linea
Paronetto, Sindaco Conte, l'autonomia è uno scalpo da esibire agli elettori. Cosa intendeva dire secondo lei Bonaccini? Non lo so, insomma anche lui è un po' preso dalla sua campagna elettorale, ovviamente deve raccogliere il consenso tra gli elettori del PD. Consentitemi di ricambiare il saluto e l'in bocca al lupo a Giacomo Possamai, non so se è ancora collegato, sì, però insomma davvero un grande in bocca al lupo e spero che sia una Vicenza inclusiva, non esclusiva, perché ha già escluso Treviso che pur confina, noi stiamo lavorando così bene con Vicenza. Non è qui. E intanto spero di continuare a lavorare con Rucco, simpaticamente parlando, però insomma io lavoro molto bene con Padova, che è Sergio Giordani, lavoro bene con Damiano Tommasi, insomma non c'è una divisione politica quando si amministra, però voglio dire, sono convinto che Giacomo la pensa allo stesso modo, però in questa fase di campagna elettorale gli lascio un po' di campanilismo, no? Glielo concedo. No, per quanto riguarda l'autonomia io dico semplicemente che è un punto del nostro programma elettorale, quindi al di là delle tornate elettorali, al secondo punto del programma elettorale del centrodestra c'è questa maggiore assunzione di responsabilità da parte dei territori che si chiama autonomia. Noi abbiamo dimostrato attraverso la Lega del Buon Governo, cito il Presidente Zaia, cito Fedriga, cito i tantissimi amministratori locali che animano quotidianamente la vita amministrativa soprattutto nei nostri territori, che sono l'esempio di buona amministrazione e come quando ci metti onestà, ascolto e professionalità tu riesci a gestire nel migliore dei modi quelle che sono le risorse dei nostri cittadini. Quindi noi non chiediamo di togliere qualcosa a qualcuno, in modo particolare denaro, chiediamo semplicemente di poter gestire nel migliore dei modi le nostre risorse perché conosciamo il nostro territorio, conosciamo le esigenze, conosciamo le potenzialità e i punti critici. Quindi siccome fa parte del il punto numero 2 del programma elettorale del centrodestra c'era scritto autonomia, noi chiediamo che venga semplicemente rispettato quello che era un patto con gli italiani e sono convinto che la Meloni, quale Presidente del Consiglio seria e rispettosa degli impegni presi con gli elettori, lo porterà avanti indipendentemente dalle tornate elettorali. E ieri Gianfranco Fini, dopo anni di assenza, se ne è uscito dicendo alla Meloni sull'autonomia: la fretta è una cattiva consigliera. Sono 1913 giorni, sono passati più di 5 anni, no? Non mi pare che insomma, si possa parlare di fretta. Possamai, prego, voleva replicare sull'inclusività di Vicenza. Vicenza esclude Treviso, com'è la cosa? No, era nel senso che prima per brevità non ho esplicitato il ragionamento e il concetto che invece avevo fatto qualche giorno fa e che lei aveva ripreso, cioè Padova e Verona per un motivo, perché c'era il tema dell'asse della 4 e chiaramente della principale ferrovia, quindi quella che corre da est a ovest, anche se noi grazie per fortuna oggi abbiamo la pedemontana che ci collega al Trevigiano, anzi non è ancora finita, ma quando sarà finita del tutto ci collegherà in maniera importante, e abbiamo anche chiaramente un treno che ci porta a Treviso, però era un riferimento, diciamo così, a un'area geografica precisa. Se dovessero andare bene le elezioni a Vicenza e se invece Mario Conte dovesse essere confermato a Treviso, chiaramente la collaborazione ci sarà e ci sarà tutta. Allora vediamo, Lina Paronetto ha raccolto anche delle opinioni, ha intervistato i presenti ieri proprio davanti al municipio di Treviso. Sentiamo cosa hanno detto. Tra gli altri anche c'era Piero Fassino, che è stato eletto riconfermato parlamentare del PD proprio qui in Veneto. Vediamo. I deputati Piero Fassino e Rachele Scarpa, gli ex parlamentari Laura Puppato, Andrea Ferrazzi, Nicola Pellicani, Roger De Menec, il consigliere regionale Andrea Zanoni, ma anche l'ex sindaco Giovanni Manildo, tornato a presenziare a un appuntamento politico. In tanti ad ascoltare e appoggiare la candidatura di Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Le aspettative sono quelle di posizioni forti e messaggi decisi, anche per riconquistare quei pezzi di elettorato che pian piano abbiamo perso, dai giovani ai lavoratori, alle donne. Mi pare che Bonaccini sia il candidato che si presenta come il più solido per guidare il partito in una fase così delicata e difficile come
quella di oggi. Io lo sostengo e lo sostengo con convinzione. Ovviamente l'autonomia è una cosa che va concordata con tutti gli attori in campo, quindi con le regioni e soprattutto tenendo conto delle grandi disuguaglianze che attraversano il Paese. Senza i livelli essenziali delle prestazioni non possiamo immaginare un'autonomia differenziata che sia equa, ma è un ragionamento che si può aprire tranquillamente anche all'interno della discussione del Partito Democratico. Bonaccini che potrebbe favorire il campo largo con Terzo Polo e 5 Stelle, ma su un'alleanza con il partito di Conte Fassino è perplesso. Viene sempre chiesto al PD se intende allearsi con 5 Stelle, ma io rovescio la domanda, ma 5 Stelle intende allearsi con qualcuno? Immancabili il segretario provinciale Giovanni Zorzi, quello comunale Giovanni Tonella, il capogruppo Dema i 300 Stefano Pelloni, mentre chi si aspettava che arrivasse anche Giorgio Denardi, candidato sindaco del centro-sinistra, è rimasto deluso. Stefano Bonaccini sta amministrando l'Emilia-Romagna con grande pragmatismo e concretezza, portando grandi risultati e soprattutto una capacità di parlare alle persone, di andare a intercettare quelli che sono i bisogni delle comunità. Io credo che con questi punti di forza noi possiamo senz'altro avere la possibilità di fare la nostra parte anche in un territorio difficile storicamente per noi come Treviso e la Marca trevigiana. E questo era Giovanni Zorzi, segretario provinciale del PD. Fabio Bui, che PD a suo giudizio potrà riconquistare posizioni e ottenere altri consensi anche qui in Veneto, dove diciamo, il PD ha perso parecchi colpi e c'è davanti, diciamo, a livello nazionale il Movimento 5 Stelle. Il PD che deve guardare i territori. Ieri 2 cose ha detto di interessanti il candidato segretario Bonaccini. La prima, si ritorni nei territori, si dia spazio agli amministratori che sono il vero collettore dei bisogni dei cittadini. Poi ha detto un'altra cosa di importante, si scelgano i candidati tramite le primarie candidati del territorio. Io sarei per il voto di preferenza, non per le primarie. Ma va bene, a legislazione vigente va bene anche che il territorio si esprima, perché dall'altra parte poi vediamo che il torinese Fassino viene qui nel Veneto ad essere candidato e anche poi eletto. Per fortuna che viene anche nel Veneto, si fa vedere abbastanza spesso, però capite che poco ha a che fare con le sensibilità della gente del Veneto. Quindi io dico, dicendola proprio brutalmente, occorre uscire dai salotti e andare in strada. Lì si prendono i voti e si interpretano i bisogni. A un amministratore, a uno che fa politica in senso largo, gli si chiede come sei collettore e risolutore dei problemi. E se non riusciamo a far questo, se non riusciamo più a parlare alla gente, siamo destinati, o meglio, quell'area lì è destinata alla marginalizzazione. Andiamo in pubblicità, pochissimi istanti, state con noi, poi torniamo con Mario Conte, Fabio Bui e Giacomo Possamaia tra poco. Grazie. Le 13:23, ultima parte di Focus TG con Mario Conte, Fabio Bui e Giacomo Possamai. Sindaco, lei ha detto io non avrò molto tempo per la campagna elettorale perché devo lavorare, no? Abbiamo 98 milioni di euro di PNRR da far atterrare nel nostro territorio. Sta per partire il grande cantiere della caserma Salsa, dove di fatto diventerà un grande polo per i giovani, con delle palestre, con la casa delle start-up, uno studentato, un parco urbano culturale, quindi aule studio, biblioteca, un anfiteatro immerso nella natura. Dobbiamo raddoppiare la biblioteca Zanzotto, dobbiamo creare un luogo sociale importantissimo per gli ultimi della nostra società, proprio l'ex macello, dove creeremo di fatto un asilo notturno
con ambulatori, con luoghi dove reintrodurre nella società quelle persone che magari sono, ahimè, finite magari in disgrazia, non certo sempre per colpa loro. Quindi insomma abbiamo la riqualificazione delle mura, stiamo ampliando e portando avanti il nuovo campus universitario, dobbiamo partire con il più grande intervento di bonifica ambientale della storia di Treviso, dove andremo tra l'altro a realizzare la prima comunità energetica da 1 megawatt nella ex discarica di via Orsenigo. Insomma abbiamo davvero tanta carne al fuoco, tanti cantieri aperti, e quindi i cittadini, se mi vogliono incontrare, mi dovranno incontrare davvero nei cantieri, lungo le strade, nei marciapiedi e piste ciclabili dove stiamo lavorando, perché il mio obiettivo è quello di mantenere le promesse fatte, di rispettare questo impegno che mi sono preso con i cittadini, di servirli fino all'ultimo giorno nel migliore dei modi, e poi però ovviamente mi ritaglierò il tempo però per raccontare la Treviso del 2028, non quello che è stato fatto, ma dare davvero una visione di futuro. Stiamo lavorando su un grande progetto di sostenibilità ambientale. Ci siamo ispirati quando siamo finiti in Finlandia per meriti nostri, nel senso che per 2 anni consecutivi siamo tra le migliori 10 città d'Europa per le politiche ambientali, però ci siamo posti un obiettivo davvero molto ambizioso, è quello di avere Treviso energeticamente indipendente entro il 2030. È un progetto davvero molto impegnativo, molto ambizioso, molto avveniristico. Ci stiamo lavorando, abbiamo la fortuna di avere i corsi d'acqua che quindi ci possono dare uno spunto importante, stiamo lavorando sulle energie rinnovabili, insomma c'è davvero tanto da fare, quindi non me ne vogliano i cittadini se non mi vedranno sopra i palchi a fare i comizi, ma mi vedranno nei cantieri, però sono ovviamente sempre a disposizione per confrontare. Se non arriva l'autonomia statale, arriva l'autonomia energetica di Treviso. almeno quella. Possamai, diceva giustamente Bui che nelle amministrative non contano tanto le appartenenze, i partiti, le casacche, ma gli uomini. Però lei non teme in questa fase un effetto Meloni, cioè questa premier che al di là della fine della luna di miele, si dice con gli elettori, però è molto grintosa ed efficace anche mediaticamente. Cosa ne pensa? Penso che le elezioni amministrative siano le elezioni amministrative, direttore, quindi che tante volte abbiamo visto come la partita delle città sia profondamente slegata dalle questioni nazionali, quindi credo che il confronto, ma lo dicevo anche prima, sarà a Vicenza tra i candidati sui temi della città. Davvero ormai i cittadini votano moltissimo su base locale, e il fatto stesso che cambino, diciamo così, con grande facilità e con grande frequenza il voto sul piano nazionale alle elezioni politiche è la dimostrazione di come poi in realtà la disponibilità a modificare le proprie scelte è molto molto elevata. Dopodiché, tra l'altro, su quello che stava dicendo, devo dire che tra benzina e accise e caro carburante, il tema delle bollette dell'energia che stanno arrivando e che sono salatissime per tutti, ecco, non ho neanche l'impressione che andiamo verso una stagione, purtroppo per certi versi, perché poi il prezzo lo paghiamo tutti, lo pagano i cittadini, una stagione particolarmente positiva per chi oggi sta governando a livello nazionale. Però, per tener fede al ragionamento di prima, non credo che sarà una questione che impatterà in maniera particolare sulle elezioni locali. Grazie Possamai, abbiamo 2 minuti, tempo necessario per chiedere a Fabio Bui la questione delle province, no? Si sta parlando del ritorno delle province. Io mi auguro che le rivedano subito con l'elezione diretta del Presidente, perché rimanere nel limbo i figli di nessuno con incarico a un sindaco eletto dagli altri sindaci, abbiamo visto che il modello stenta a decollare. Occorre riportare la provincia ad ente di primo livello con l'elezione diretta dei rappresentanti da parte dei cittadini. Così l'abbiamo sperimentata, sono funzionate in funzione del grado di impegno che ci hanno messo i sindaci. Per fortuna ci sono i sindaci che è gente pragmatica, ma non può andare avanti alla lunga questo modello, devono tornare province di primo livello con tutta la dignità istituzionale che ha quell'ente. Grazie davvero a Mario Conte, a Fabio Bui e a Giacomo Possamai, a presto, grazie molte
e buon lavoro. Diamo un'altra notizia dalla prima pagina del Gazzettino. È tornato il maltempo, pioggia ovunque, neve fino a bassa quota, attesa l'acqua alta a Venezia, ma tanto c'è il Mose, diciamo sperando di non portare in qualche modo sfortuna al Mose, ma insomma ha sempre funzionato, sta funzionando e Venezia è all'asciutto. Grazie a tutti per averci seguito a Focus TG. Stasera il nostro talk alle 21:15, tra gli ospiti ci saranno Claudia Brugioni, Silvia Covolo, Isabella Dotto, Lucrezia Favaro, Irene Valandro e Roberto Grigoletto. Grazie a tutti, buona giornata, grazie al nostro regista Italo Morao, ai nostri tecnici. Ci rivediamo domani a mezzogiorno puntuali.